Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Secchi e bidoni, così si vive ad Agrigento da 150 giorni senza rifornimento idrico. Siamo stati a casa di una famiglia, ci hanno tolto l'acqua ma soprattutto la dignità. A Caltanissetta multate autobotti abusive. In due su uno scooter scippano una borsa a Catania. La vittima stava uscendo da un ristorante con la madre sotto braccio. Gli scippatori sono stati arrestati poco dopo a casa. No al cellulare per i minori di 14 anni. La proposta dei pedagogisti divide l'opinione pubblica. Sì alle limitazioni ma non ai divieti, è un'impresa titanica, commentano. Ritorna a scuola con il caldo, alte temperature, classi accorpate non facilitano l'inizio delle lezioni. Quasi tutti gli istituti sono senza condizionatore. La crisi dell'asta e l'azienda di autolinee non riesce a garantire il servizio del trasporto pubblico extraurbano. Migliaia di studenti rimangono a piedi. Anche il presidente Mattarella ai funerali della nipote Maria, morta a 62 anni, l'arcivescovo di Palermo, martire come Piersanti. Calcio, sale la febbre per Catania Picerno con il Massimino verso il sold out. Cosa vuol dire vivere giorno dopo giorno senza acqua? Per capirlo siamo stati a casa di un abitante di Fontanelle, una frazione di Agrigento, costretto appunto a vivere da mesi con l'acqua razionata e le stanze piene di secchi e bidoni. Andiamo a vedere con Davide Sardo. Guarda, questa è la nostra situazione, questa è l'acqua che abbiamo a casa. Dobbiamo arrangiarci con questo filo d'acqua, dobbiamo arrangiarci con le riserve, dobbiamo arrangiarci meglio si può. Cioè praticamente, a parte che ci hanno levato l'acqua, credo che ci stiano levando pure la dignità. E lo sfogo disperato di uno delle migliaia di residenti a Fontanelle, popolosa frazione di Agrigento. Accoglie a casa sua la nostra troupe per testimoniare quanto sia ormai esasperante la mancanza d'acqua, rubinetti a secco da mesi e situazione non più sostenibile. Il problema, so benissimo qual è il nostro, è da aprile che non prendiamo acqua, parliamo di 5 mesi, 150 giorni, non è che stiamo parlando di una settimana, 20 giorni come in effetti già è grave, stiamo parlando di un bel po' di tempo. Tutto il quartiere di Fontanelle versa nelle stesse condizioni. C'è chi riceve l'acqua con il contagocce per mezz'ora senza riuscire a riempire vasche e recipienti e c'è chi non ne riceve affatto ed è costretto a comprarla. È dal 18 aprile che non percepiamo acqua dall'AICA. Acqua acquistata chiaramente e sofferenze immaginabili. Può mancare tutto, ma l'acqua, specialmente nel periodo estivo, era un bene necessario, pertanto dovevamo arrangiarci nei vari modi possibili, anche prendere acqua dai paesi vicini dove magari c'erano parenti, ci arrangiamo in vari modi. E c'è chi approfitta dell'emergenza idrica. La Guardia di Finanza di Caltanissetta ha sanzionato decine di autobotti che riforniscono i cittadini di acqua per violazioni igienico-sanitarie e assenza di documentazione. Alcuni trasportatori non avevano emesso il documento fiscale al termine della vendita, altri sono stati sorpresi a scaricare acqua trasportata in cisterne non conformi alle norme. Elevate multe da 5 a 30.000 euro. Torniamo a Catania, dove continua l'emergenza scippi. C'è stato un nuovo borseggio in pieno centro ed ancora una volta i protagonisti hanno utilizzato uno scooter. Tonino De Mana. Se non è un'emergenza poco ci manca, anche se questa volta non si contano feriti e soprattutto gli autori dello scippo sono stati subito arrestati. Mentre Mattias, il turista franco-svizzero, continua il suo percorso di recupero al Cannizzaro dopo essere stato travolto in pieno centro da uno scooter, un altro scooter è protagonista di un altro borseggio, tutto rigorosamente filmato dalle telecamere di videosorveglianza. Nelle immagini si possono notare 3 persone che a piedi percorrono la via Mazza. Erano appena uscite dal ristorante quando un ciclomotore a gran velocità si lancia contro il terzetto. Il conducente del motociclo, accelerando all'improvviso, si piega ed afferra la borsa che si rompe, causando la caduta della vittima. In seguito ad una telefonata al 112, i falchi della polizia si mettono alla ricerca degli autori, che vengono intercettati ed arrestati tra Corso dei Martiri e via Archimede, non distante dalla stazione. In manette sono finiti un catanese di 38 anni ed una 23enne di Reggio Emilia.
E poi c'è un tema che divide l'opinione pubblica e che riguarda un po' tutti, l'utilizzo del cellulare col divieto per l'utilizzo da parte dei minori di 14 anni. La proposta lanciata da alcuni pedagogisti ha incontrato l'adesione di molti VIP, ma i genitori sono scettici e parlano di impresa titanica. Desiree Ferlito. Vietare l'uso dei telefoni cellulari ai minori di 14 anni. Un gruppo di pedagogisti, psicoterapeuti, tra cui il professor Novara, intellettuali e figure del mondo dello spettacolo come Paola Cortellesi, Luca Zingaretti e Stefano Accorsi, oltre che della politica, ha lanciato un appello al governo per imporre restrizioni più severe sull'uso degli smartphone e dei social media tra i più giovani. L'iniziativa arriva dopo il divieto di utilizzo degli smartphone in classe fino alla terza media, deciso dal ministro dell'istruzione Valditara. L'opinione pubblica si divide tra pareri dei giovanissimi e genitori che vorrebbero ma non riescono proprio a imporsi. 14 anni già forse si è abbastanza maturi per avere il telefono. Non sono favorevole, però purtroppo i ragazzi vanno avanti solo con questo ormai. Vietare no. Sono abbastanza comunque... basta che siano un po' controllati, sì. Non vietare, forse con delle limitazioni, quindi ore giornaliere, non va usato la notte prima di dormire. Al di fuori della scuola sì, al di sotto dei 14 anni perché risulta essere anche un modo per controllarli, ecco, se sono fuori, questo sì, mettendo dei limiti. A scuola assolutamente no. Non si tratta di una posizione antitecnologica, precisano i promotori, ma di un invito a seguire le indicazioni della neuroscienza che evidenziano come il cervello emotivo dei minori sia particolarmente vulnerabile all'influenza dei social media e dei videogiochi prima dei 14-15 anni. Lei non lo usa perché ancora non ha l'età, lui ha iniziato quest'anno in prima media. Fare i conti con i tempi di oggi, rispondono i genitori. Per una generazione cresciuta a pane, TikTok e social media, a molti sembra un'impresa titanica. Mi sembra molto difficile questa cosa, però se si riesce, io non ci sono riuscita con loro. E speriamo che i cellulari restino almeno fuori dalla scuola, dove invece entra il caldo. A Catania quasi il totale degli istituti scolastici è senza condizionatori. In più gli accorpamenti creano classi affollate e sempre più insegnanti di sostegno precari. Giusy Lazzara e Desiree Ferlito. Suona la campanella, a Catania inizia l'anno scolastico tra vecchie e nuove criticità. Fra le novità gli accorpamenti di 14 plessi su 19 iniziali chiesti dal Ministero dell'Istruzione. Un caso per tutti, quello dell'Istituto Comprensivo Coppola, che è stato smembrato e integrato in due scuole, la Battista e la Deledda. Disagi per gli alunni che si vedono deportati in altri plessi, in classi numerose fino a 27 alunni e lontani dal loro quartiere. Così non si garantisce la presenza sul territorio delle scuole e si favorisce anche la dispersione scolastica, dice la segretaria della CGIL Scuola Cettina Bruno. Il caldo rovente si fa sentire dentro le aule. Quasi il 100% delle istituzioni scolastiche, che sono 163 a Catania e provincia, non ha un condizionatore nelle aule, ma solo nella segreteria e presidenza. Così gli stessi genitori hanno comprato pellicole da mettere sui vetri o tende ignifughe per cercare di proteggere gli alunni dal sole. L'80% dei plessi poi non ha alcun sistema di sicurezza. Con i fondi del PNRR si dovevano mettere a norma e i lavori dovevano partire in estate. Niente di tutto questo, dice Giorgio Laplaca della Gilda. Il comune e la città metropolitana non ha nemmeno il personale per intervenire. C'è anche un esercito di precari. Dei 3.321 docenti con incarichi annuali, il 75% sono insegnanti di sostegno. Quest'anno, per un errore nelle assegnazioni, molti docenti si sono visti annullare il contratto di lavoro il giorno stesso che si sono presentati pronti a entrare in classe. Quasi tutto è rientrato dopo le proteste nell'ufficio provinciale scolastico, ma resta l'amaro, dice Tino Renda di Obiettiva Istruzione, per i tanti insegnanti che continuano a essere precari nella scuola, non potendo garantire la continuità didattica. Primo giorno di scuola non certo da ricordare per gli studenti della Vittorino da Felt nel quartiere Montepo a Catania, alle prese con un insolito percorso per evitare l'enorme pozzanghera. I ristagni d'acqua tra l'altro attirano insetti di ogni tipo, causando seri pericoli dal punto di vista igienico-sanitario. Numerose le lamentele da parte di studenti e genitori che chiedono un intervento urgente e risolutivo.
E a complicare la vita di migliaia di studenti c'è anche la crisi dell'AST, che non riuscirà a garantire il servizio del trasporto pubblico per molti di loro. Luca Ciliberti. L'AST ha un nuovo presidente, è Alessandro Virgara, un commercialista indicato dalla regione siciliana socio unico dell'azienda siciliana Trasporti. Tutto burocraticamente normale, se non fosse che l'AST è ormai un carrozzone vuoto con circa 700 dipendenti. I mezzi sono vecchi, un autobus su 3 è guasto, circa il 30% delle corse vengono soppresse ogni mese. L'assessore regionale ai trasporti Alessandro Ricoa a inizio agosto aveva annunciato la ricapitalizzazione che sarebbe servita a superare le criticità e avviare un nuovo piano di rilancio. Tutto fermo, ad oggi il servizio non funziona e con l'inizio dell'anno scolastico resteranno a piedi migliaia di studenti pendolari in tutta la Sicilia. Non c'era bisogno di aspettare settembre per sapere che iniziava l'anno scolastico. Di fatto domani mattina bisognerà prendere le tratte che ha in concessione AST per il trasporto scolastico e cederle ai privati, visto che AST non è stata messa nelle condizioni in questi mesi di poter gestire il servizio. I sindaci chiedono rassicurazioni, molti hanno appreso dell'assenza degli autobus solo poche ore prima dell'inizio delle elezioni. La sensazione è che si continui a navigare a vista, il sospetto è che il servizio sarà sempre più esternalizzato ai privati, che su 65 milioni di chilometri previsti nel piano del trasporto pubblico locale già ne effettuano circa 52 milioni, una torta che vale complessivamente 1,5 miliardi di euro con gli affidamenti pluriennali. Avevamo detto che c'era un piano a monte che prevedeva la dismissione di AST a favore dei privati e oggi con l'inizio dell'anno scolastico questo piano si sta concretizzando. E mentre si decide il da farsi, alla fermata per i pendolari l'attesa sembra più lunga del previsto. 4 operai sono rimasti feriti, uno in maniera più grave nel crollo di un solaio mentre facevano dei lavori dentro la palestra di una scuola a Pergusa, in provincia di Enna. Il ferito più grave è stato trasportato in elisoccorso in codice rosso in ospedale. Chiudiamo questo capitolo dedicato all'apertura della scuola. Celebrati questa mattina in forma privata a Palermo i funerali di Maria Mattarella, segretario generale della regione siciliana. Presente anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, molto legato alla nipote Marco Gullà. Abbracci che si intrecciano con le lacrime per l'addio a Maria Mattarella, 62 anni, figlia dell'ex presidente della regione Piersanti, stroncata da un male incurabile. Qualche minuto prima dell'inizio della cerimonia, nella chiesa di Santa Maria Arcangela a Palermo, arriva anche il capo dello Stato Sergio Mattarella, zio di Maria. Poco prima, nella chiesa, erano giunti il ministro Nello Musumeci e poco dopo il presidente della regione Renato Schifani e il sindaco di Palermo Roberto Lagalla. Maria Mattarella apparteneva a una famiglia della Palermo di quell'incipiente 1980 che tante verità e domande porta ancora in sé nascoste, ha detto l'arcivescovo Corrado Lorefice nel corso dell'omelia. Maria Mattarella, donna di solida e profonda fede, fede assimilata dallo sguardo interiore che innervava tutta la sua esistenza. Lei stessa, più di tutti, ci rende ancora partecipi, come già nella prova della malattia, della luce della speranza e della consolazione in cui ormai è immersa. Maria Mattarella, ha concluso Lorefice, è una donna che ha vissuto la responsabilità della storia con gli occhi di Dio, degna figlia e martire come Piersanti. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo subito dopo, parleremo fra l'altro della richiesta di condanna per corruzione per l'ex presidente della regione Crocetta e molte altre notizie, a tra poco. La Procura di Palermo ha chiesto la condanna di Rosario Crocetta, l'ex presidente della regione siciliana, dell'armatore Ettore Morace e dell'ex collaboratore di Crocetta Massimo Finocchiaro. Per l'ex presidente della regione sono stati sollecitati 7 anni di carcere. Secondo l'accusa, la regione, con il suo governatore dell'epoca, avrebbe per così dire cucito un bando su misura in cambio di tangenti che avrebbe consentito alla Ustica Lines, poi diventata Liberty Lines, di mantenere il monopolio nei collegamenti marittimi con le isole minori.
Messina punta sul trasporto pubblico per migliorare la viabilità, confermati gli abbonamenti a prezzi scontati, una strategia che paga a giudicare dai numeri. Francesco Triolo. Messina è considerata un modello di città sostenibile insieme a Milano, Brescia, Bergamo, Varese, Cremona e Cosenza. A sostenerlo è il report 2024 realizzato da TEA Group in collaborazione con A2A e il contributo scientifico ASVIS presentato durante il prestigioso Ambrosetti Forum a Villa d'Este a Cernobbio. Nel report sono stati evidenziati gli sforzi che la città di Messina sta compiendo sui settori di fondamentale importanza, non solo per innalzare i livelli di qualità della vita, ma anche per dare servizi innovativi alla cittadinanza. Tra questi un focus è dedicato alla mobilità, vista come una rivoluzione per la città. Ed a parlare sono i numeri. Nel 2022 gli abbonati al trasporto pubblico locale erano 104, più 9.000 studenti, oggi sono 28.000. Più 11.500 tessere di studenti. Una crescita enorme che ha camminato di pari passo con il potenziamento dell'azienda trasporti, l'incremento della flotta di bus e iniziative come quella di MoveMe, l'abbonamento a prezzo scontato, appena 20 euro. È un costo abbonamento calmierato che non serve solo ad incentivare il servizio di trasporto pubblico locale, ma anche a far apprezzare quello che è un nuovo sistema che in città da un paio di anni esiste. Oltre 150 autobus in giro ad un prezzo di 50 euro per tutto l'anno su tutte le linee, è un modo per fare capire alle persone che il trasporto pubblico locale in città funziona. A questi numeri occorre aggiungerne un altro, il numero delle validazioni di biglietti saliti da 753.000 a quasi 2 milioni. Adesso MoveMe è stata rinnovata anche senza i contributi europei della prima edizione, l'abbonamento annuale costerà 50 euro ed in cantiere c'è un ulteriore potenziamento della flotta. Già adesso il 78,8% degli autobus è Euro 6 e il 15,3% è elettrico o ibrido, contro una media italiana rispettivamente del 48,5% e dell'8,2%. Dalla notte scorsa ha preso il via a Catania il lavaggio di strade e marciapiedi. Muniti di idrogetto a pressione e acqua saponata, gli addetti della Gema hanno finalmente ripulito le vie della città. Un piano coordinato tra le 3 aziende dei rifiuti che si dividono i lotti e la multiservizi. Il lavaggio è preceduto dallo spazzamento e dalla pulizia delle aiuole. Intanto la Gema annuncia che si è concluso il porta a porta per la cenere vulcanica. 70 circa le tonnellate raccolte. Da ora in poi chi dovesse ancora consegnare la sabbia lavica in proprio potrà farlo solo al centro comunale di raccolta di via Galatiotto. Catania, la narrativa d'autore, la riscoperta della poesia, gli autori e le attrici più amati dai giovani, la scienza da raccontare come una storia e nuovi linguaggi, e poi anche l'innovazione digitale, i diritti civili e l'inclusione, ma anche una fiera per incontrare di persona decine di editori indipendenti e tanti laboratori pensati per bambini e per adulti. Con questi progetti, presentato stamattina nella sala giunta del municipio, il Catania Book Festival ideato e diretto da Simone De Pieri, che sarà in programma a Catania dal 27 al 29 settembre alla Dogana del Porto. L'imminente concerto evento al Teatro Antico di Taormina e la sua carriera ricca di successi amati da un pubblico internazionale. Mario Biondi sarà l'ospite oggi di Roberta Lunghi e Sicilia 24 Focus. L'artista, orgogliosamente nato a Catania, si racconterà tra ricordi e progetti a pochi giorni dalla chiusura, il 14 settembre appunto a Taormina, del tour Crooning Special Night, che lo vedrà protagonista di uno spettacolo nello spettacolo, con ospiti speciali, Gregory Porter e Mario Venuti, tra i tanti. Appuntamento in diretta su Telecolor dopo il TG, dunque alle 14.30 e in streaming sulla siciliaweb.it. Ci fermiamo, adesso c'è una pausa per la pubblicità, torniamo dopo con la pagina sportiva per parlare della febbre che sale per Catania Picerno. A tra poco. Calcio, sale la febbre per Catania Picerno con il Massimino verso il sold out. Tonino De Mana.
un pareggio e 2 vittorie, 2 vittorie ed un pareggio. Fanno comunque 7 punti e con questo score Catania e Picerno si troveranno di fronte sabato alle 20:45 per una partita che si annuncia vincente. Fa già festa il cassiere del Massimino, che potrebbe far registrare il tutto esaurito, visto che ai 13.000 abbonati si aggiungono già i quasi 3.000 biglietti staccati in prevendita. Le vittorie contro Benevento e Juventus Next Gen hanno portato entusiasmo in una piazza che sembra abbia messo da parte le vicissitudini estive legate all'aspetto economico del club. Il meticoloso lavoro di Mimmo Toscano, che ha assemblato in corsa la squadra, sta portando una mentalità nuova con doti, concentrazione ed aggressività che da queste parti non si vedevano da diversi anni, e la sensazione è che il Catania può solo crescere avendo anche ampi margini di miglioramento. In attacco, per esempio, si è visto solo Inglese, a cui è bastato poco per presentarsi con un biglietto da visita d'autore. Il gol a Biella è l'esempio lampante, immagini che il popolo rossazzurro ha visto e rivisto e che conta di rivedere magari sabato sera contro il Lucani. Formazione che dipende ancora dal report medico e dal giudice sportivo. Di Tacchio, problema al flessore, non recupera e potrebbe essere rimpiazzato da De Rose, mentre sono da valutare le condizioni di Verna, alle prese con una contusione alle costole. In difesa, al posto dello squalificato Ierardi, è pronto Quaini, che si gioca una maglia con Geca. Recuperato Gimenez, che ha smaltito i postumi di una fastidiosa gastroenterite. Il Trapani di scena venerdì sera a Taranto, delicata trasferta per il Messina che sabato affronterà il Crotone. Sergio Colosi. Un cammino fin qui a braccetto, ma due modi profondamente diversi di fare calcio. Messina e Trapani, partite con ambizioni opposte, oggi sono compagne di viaggio con 4 punti in classifica dopo 3 giornate. Di similitudini al momento ce ne sono tante, compresa la guida tecnica affidata a 2 palermitani, il riconfermato Modica e Aronica, promosso a tempo indeterminato dal presidente Antonini. Le 2 siciliane, per non farsi mancare nulla, nel prossimo turno si scambiano anche gli avversari. Il Messina sabato alle 18:30 misurerà a Crotone progressi e speranze dei suoi giovani contro una formazione ferita da una doppia sconfitta, l'ultima contro i Granata, e con la panchina di Longo non così sicura come sembra. Tra i calabresi Tumminello, bestia nera dei giallorossi negli ultimi anni, non ci sarà per squalifica, mentre Gomez è in fase di recupero. Messina quasi al completo. Sta ancora peggio il prossimo avversario del Trapani, quel Taranto che al Francoscoglia ha incassato un poker di reti. I Granata non potranno disporre di Sabatino, fermato per 2 giornate dal giudice sportivo, ma Aronica ha una rosa ampia in tutti i ruoli. Taranto-Trapani si giocherà venerdì con inizio alle 20:45 nel segno del ritorno allo Iacovone degli ex Canutè, Bifulco e Valietti. È tutto per questa edizione, vi lascio adesso al nostro focus. Ospite di Roberta Lunghi sarà Mario Biondi, che ripercorrerà la sua carriera e i suoi grandi successi in vista del concerto evento di domenica al Teatro Antico di Taormina. Grazie per averci seguito e a tutti un buon pomeriggio.